Benvenuti, benvenuti allo speciale medicina, ben trovati. E allora, iniziare con buona salute a tutti è sempre un augurio, è sempre un modo per anche rubarvi il sorriso quando si parla di scienza medica. La scienza medica non è solo bruttura, la scienza medica è anche riparazione di danni e soprattutto prevenzione. Io devo dire che in quest'ultimo tempo ne ho sentite delle belle, devo dire. Ultimamente abbiamo parlato tanto attraverso i nostri amici e anche attraverso l'ascolto delle TV nazionali di famiglia, no? Allora, le famiglie, cosa significa istituzione famiglia? In questo contesto purtroppo è venuto fuori, perché ogni tanto capita, quest'Italia, ecco, non ne può fare a meno, la parolina contro i vaccini. Ma quello che abbiamo ascoltato in questi ultimi tempi è davvero, abbiamo veramente superato qualsiasi tipo di logica in quello che si rilascia attraverso la nostra bocca, e poi se lo si scrive sui social capiamo bene la velocità con la quale si possano diffondere notizie davvero raccapriccianti. Ecco, adesso i vaccini vengono fuori da un'elaborazione con feti, con cadaveri, cioè con bambini, ecco, morti in situazioni gestazionali difficili. Insomma, voglio dire, ma perché accanirsi tanto contro le vaccinazioni quando i vaccini salvano la vita? Ecco, questo dei feti dai quali insomma si manipolano cellule per creare degli antigeni e quindi far venire fuori un vaccino è veramente il colmo dei colmi. Questo effettivamente lascia un po' da pensare come quanta violenza verbale ci sia nel voler affondare qualcosa che è indispensabile per la vita di ognuno. Anzi, sappiate che tutti i nati dal 1975 in poi dovranno, fino al 2005, sì, credo sia fino al 2005, dovranno vaccinarsi contro il morbillo. Adesso chi vuole partecipare ai progetti di studi Erasmus, chi vuole fare concorsi per le forze dell'ordine, per i vigili del fuoco o per attività sportive, se non ha la vaccinazione contro il morbillo, perlomeno se tramite un esame di sangue non ha gli anticorpi contro il morbillo, per cui la malattia già avuta in età pediatrica, deve provvedere alla vaccinazione. E la vaccinazione comprende anche quella contro la rosolia, e questo è molto importante per evitare di fare in modo che possano verificarsi casi spiacevolissimi come la rosolia connatale, congenita, e quindi ridurli, insomma, questi casi da 1 su 100.000 nati. E poi ci sono circa 2,5 milioni di soggetti che non sono stati vaccinati contro il morbillo. Ecco, quindi sappiatelo che per avere accesso a determinate attività sia sportive che lavorative, adesso senza la vaccinazione contro il morbillo non si ha dove andare. E ben venga, perché la vaccinazione è importantissima, lo ridico, lo straridico, i vaccini salvano la vita, e smettiamola di credere a tutte queste, lasciatemelo passare, boiate che vengono fuori da non so chi neanche li voglio nominare. Vi presento subito i miei ospiti studio, con me oggi il dottore Carlo Fontana, chirurgo, benvenuto. E accanto al dottore Carlo Fontana il dottore Gerlando Verruso, geriatra, ma in realtà insomma medico di area di emergenza. Gerlando Verruso, grazie, benvenuto. E allora, dottore Fontana, sì, con lei tratto immediatamente un argomento che si rifà alla comunicazione, no? Di cui parlavo prima. Cioè, ma la comunicazione fra medico e paziente, cioè, deve richiedere necessariamente delle tecniche particolari, a prescindere da quella che è già di suo l'arte medica, oppure no? Ma la comunicazione è fondamentale. La comunicazione certamente sì, deve esserci qualche cosa in più che il medico deve porre, perché qualcosa di proprio deve metterla, cioè l'empatia deve mettere, quindi deve capire quello che sta succedendo al paziente. Ci sono delle tecniche che adesso si iniziano a studiare, non magari da noi ancora questa cultura della comunicazione un po' più indietro, però effettivamente è fondamentale. Poi ora discuteremo infatti su come si dovrà comunicare e perché si deve comunicare, ma come prima cosa che ti posso dire è che la comunicazione è fondamentale, è una tappa fondamentale, è il primo approccio che ha il paziente nei nostri confronti, il paziente e i familiari. E siccome il paziente, che è sempre sacro,
sappiamo quindi che è una situazione di difficoltà e quindi pone su di noi tutta la stima in genere, dovrebbe porre la fiducia e quindi si affida a noi per il problema per il quale lui viene in ospedale. È chiaro che la comunicazione è il primo approccio, è come quando un incontro alla prima persona, quindi deve scattare quel feeling e quel feeling deve essere da parte del medico a una buona comunicazione, che non significa perdere tempo, ma questo se vuoi posso iniziare a discutere. No, io intanto volevo precisare una cosa, la comunicazione tra medico e paziente tra l'altro agevola moltissimo l'operatività professionale del medico, perché chi meglio del paziente può sapere quel sintomo che ha causato, da dove è partito e quello che prova, e insomma diciamo che agevola moltissimo nel dubbio diagnostico. Dico, abbiamo studiato, chi ha fatto medicina sa perfettamente che una cosa fondamentale è l'anamnesi. Il paziente, quando tu lo interroghi, già ti dice, se sai fare una buona anamnesi, ti dice la malattia che ha, senza bisogno di esami diagnostici o altro, se bene si sa interrogare. Il paziente ti deve dare delle informazioni, il paziente non sa quello che ha, bisogna subito fare capire quali sono i sintomi, lui ti deve dire i sintomi. Purtroppo adesso, dicevi tu, internet o altro fa sì che basta leggere un qualcosa su internet per il paziente e lui pensa già di sapere tutto, in realtà non è così, perché basta leggere quello, ho il Crohn, ho questo, in realtà non è così. Quindi dico, bisogna chiedere i sintomi, poi deve essere compito del medico discernere da quello che dice il paziente e farsi un'idea. Posso dire che se una buona anamnesi già il 50% della diagnosi è già fatta e poi diventa suffragata poi dagli esami diagnostici e ovviamente dall'esame obiettivo. Ma la cosa essenziale della comunicazione, ripeto, è il primo approccio, perché bisogna spiegare al paziente che siamo dalla stessa parte. Dico, faccio l'esempio, è come se siamo tutti e due nello stesso ponte, uno da una parte e uno dall'altra, e dobbiamo arrivare al centro del ponte dove c'è il premio. Tutti e due viaggiamo nello stesso ponte, tutti e due siamo in comunicazione da punti diversi, però dobbiamo arrivare allo stesso fine, il centro del ponte, che poi è la guarigione del paziente. È vero, ma quando comunicare con il paziente? Comunicare sempre. Sempre significa all'inizio, quando il paziente arriva, come ho detto, è il primo approccio, ma poi via via durante la degenza occorre comunicare quello che si fa. Innanzitutto bisogna capire quello che il paziente vuole da noi. Perché una cosa è il paziente che arriva, il paziente giovane che ha una patologia non grave, una cosa è il paziente anziano che ha una patologia grave o delle comorbidità. Bisogna capire quello che si aspetta da noi, si aspetta la fine del dolore, si aspetta la restituzione ad integrum, si aspetta una qualità di vita migliore rispetto a quella che attualmente ha. E il medico deve dare la risposta, occorre spiegare la patologia senza molti giri di parole. Ci sono diversi studi, per esempio, che spiegano che bisogna comunicare tutta la verità. In realtà qualche altro dice che non bisogna dire tutta la verità o è una parte della verità, cioè o meglio, bisogna vedere se il paziente la vuole edulcorata o meno. Cioè a dire, non tutti i pazienti sono pronti ad affrontare determinate diagnosi, perché ci possono essere anche delle diagnosi assolutamente a prognosi nefasta. Quindi certamente andare a dire a un paziente che non ha prospettive di vita da qua a breve termine non è una cosa piacevole da sentirsi dire. Quindi qualcuno addirittura lo nega il fatto che qualche medico gli abbia spiegato la malattia. C'è un meccanismo di negazione per cui il paziente che è a conoscenza della malattia che ha la nega, dice no, non mi ha detto nessuno niente, è un meccanismo di protezione del corpo, diciamo, quindi mentale. Ma comunque, nonostante questo, bisogna comunque comunicare al paziente, quindi comunicare sempre, dall'inizio, durante e anche alla fine. E allora, dottore Fontana, negli incastri che vedono il ricovero e tutto ciò che sta attorno al ricovero di un paziente, no? Per una patologia, per un futuro intervento, nella riabilitazione, eccetera, c'è un contorno che spesso stona o cozza con quello che lei sta dicendo, che è una cosa, una regola da protocollo. In realtà non è, la comunicazione non è che la fa il dottore Fontana, il dottore Verruso, la comunicazione esiste come progetto proprio, ecco, di rapporto e di buon ritorno per il professionista oltre che per il paziente.
Il contorno sta nei parenti, nei familiari, cioè sarebbe bene che la comunicazione avvenisse tra medico-paziente e non tra i vari medici che turnano attorno al paziente, che vanno incontrando nelle varie fasce di orario i parenti, ai quali un medico dice una cosa, l'altro collega che arriva ne dice un'altra. Da lì si fa anche una cattiva comunicazione, una grande confusione e forse genera questo tipo di comunicazione tutto l'approccio sbagliato che viene fuori come controrisposta negativa da parte dell'utenza nei confronti di noi professionisti medici. O sbaglio? No, hai perfettamente centrato il problema. È chiaro che è impossibile pensare, visto oltretutto quanto ormai siamo numericamente pochi, che solamente un medico sia adibito a questo, e siccome siamo dei turnisti è evidente che la comunicazione non può avvenire solamente da parte di un medico. Questo si potrebbe risolvere quando noi medici, chiaramente noi sanitari, parlassimo solamente in maniera univoca con una sola voce, cioè significa che per ogni paziente dovremmo avere la possibilità di riunirci, discutere del caso e quindi confrontarci, ovviamente noi medici e con i sanitari, perché anche gli infermieri ormai fanno parte a pieno titolo pure di, diciamo, di questo gruppo sanitario, del team ormai, sì. E quindi poi parlare con una sola voce. In realtà questo non succede perché siamo pochi, turniamo, siamo sempre stressati, andiamo sempre di corsa e questo, dici tu giustamente, genera un problema. Però, dottore Fontana, non si può organizzare un orario di incontro con i parenti quando i parenti vogliono conoscere le condizioni? Una volta c'era il primario che a una certa ora della mattina incontrava i familiari. Esatto. Ma una volta il primario faceva il primario. Adesso il primario fa di tutto durante la giornata. Ma è chiaro che per esperienza posso dire che i parenti o i pazienti vengono a chiedere informazioni alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 6 del mattino. Non ci sono orari fondamentalmente perché le situazioni cliniche possono cambiare e quindi vogliono avere notizie, ed è giusto che una parte del tempo il medico la utilizzi per fare questo, ripeto, perché se ci sono delle variazioni cliniche di un paziente che stava male e adesso sta bene, o peggio ancora che stava discretamente e adesso peggiora, è chiaro che bisogna comunicare al paziente e ai familiari. Bisogna discernere all'interno dei familiari, perché ci sono, dico, pazienti che arrivano con un gruppo di 15-20 familiari, una pletora, quindi il medico deve essere, con l'esperienza al naso, capire chi è quello diciamo il capobranco, per capirci, al quale dare la comunicazione, anche perché spesso capita che la comunicazione a un parente viene data, scusami, il parente di un paziente viene data prima al parente A, poi al parente B, al parente C, sì. ed è praticamente impossibile, perché dobbiamo questo, fare anche il questo lavoro. è un malcostume, perché Sì. capita che nel giro di 40-45 minuti si presentino 3-4 persone diverse Sì. a chiedere notizie dello stesso paziente. È ovvio che questo Esatto, è impossibile. questo Il primo è si impossibile. risponde, il secondo si La danno notizie, gestione- il terzo pure il quarto. Certo, esatto, lo capisco. Sì, il problema è far capire quello che noi capiamo e sappiamo, Certo. perché ci stiamo dentro ad una problematica grossa e grande quanto una montagna. Però, dottore Fontana, per esempio, non si potrebbe fare in modo di quel team di cui parlava lei, la mattina i turnisti che si incontrano insieme al primario fanno il punto della situazione dei pazienti in generale, in modo che poi stilare su un foglio quello che si è detto tra voi, in modo che il turnista di pomeriggio legga per ogni paziente quale sia la situazione attuale, da poter riferire eventualmente le stesse identiche cose, perché è proprio ognuno dice quello una cosa che diversa. tentiamo di fare, proprio quello che tentiamo di fare, perché se no, se si va a sbriglia sciolta non si arriva da nessuna parte. Esattamente, quindi- Nulla di strano che voglio dire, con l'evoluzione e la tecnologia, possibilmente queste cose poi diventeranno scritte, ci sarà possibilità di comunicare con pazienti e parenti anche attraverso i social. Chissà, Ma chi lo sa, è una cosa che diciamo potrà che ci sono capitare. dei medici che a tutt'oggi colloquiano con i pazienti con i WhatsApp, però ecco, non è diciamo ben presa da tutti questa Certo, è cosa, chiaro. perché può tornare comoda come può tornare anche Io con qualcuno voglio dire, è un distacco, riesco- dottore Fontana, è un distacco, cioè siamo diventati robotici, cioè il fatto di comunicare tramite il WhatsApp agevola forse nella velocità delle cose, però crea un sipario enorme. No, ti può essere no? utile se il paziente lo vedi cioè, meglio, se il paziente non lo segui per qualche giorno ti può dare delle informazioni. Ecco, Questo utilizzato sì. nel in quel giusto caso è modo, Assolutamente. attenzione. Seguire il paziente anche a distanza e poi capire
dai sintomi che ti racconta se è il caso di farlo ritornare in ospedale a fare un altro controllo, un altro check-up. Vabbè, certo, quello può non essere esagerare assolutamente mai, utile. contenere le cose nel giusto modo. Quindi, Assolutamente. perché io da quello che sto capendo, non so se ritorna a una domanda già fatta, però adesso lo sapremo, insomma questa comunicazione, saper comunicare è un'arte innata o è qualcosa che si deve studiare? Allora, certamente è un qualcosa di innato. Uno può avere una certa empatia con il paziente oppure no, bisogna sapere comunicare, c'è essere qualcosa di proprio, siamo uomini, quindi mettiamo sempre il nostro vissuto, ma è chiaro che si può migliorare, esistono i corsi per comunicare, c'è chi fa solamente questo, cioè imparare a fare comunicare delle persone, ma non tutti rispondono alla stessa maniera. Per esperienza ci sono persone, ma io non voglio assolutamente vantarmi a questo proposito, ma ripeto, non parlo per me, ma ci sono delle persone che dicono voglio parlare con quel medico perché con quell'altro non mi trovo bene, perché quello mi spiega, l'altro invece è più freddo, non mi vuole dare delle informazioni. Dottore Fontana, diciamo che c'è il paziente che non si comporta bene tanto quanto il medico che non si comporta bene. Ma non parliamo di comportamento. C'è anche un fatto di educazione comportamentale. Di saper comunicare. No, dico anche, no, si comporta bene nella comunicazione, okay, cioè nel senso che magari non è capace di esprimere ciò che sente e come vuole essere capito, dall'altra parte c'è un'intolleranza in quel momento e magari anche una stanchezza. Una cosa importantissima appunto nell'arte comunicativa non è solamente quella di ricevere informazioni e dare informazioni, ma poter ascoltare anche il paziente nei suoi silenzi, nei suoi modi di essere. Cioè esistono delle comunicazioni che sono diverse, molto più difficili rispetto a quelle classiche con il paziente pediatrico, per esempio col bambino, con i pazienti che vengono da altre culture, col paziente geriatrico, col paziente anziano, che magari quindi si parla un po' col paziente, quindi poco, e magari con il familiare. E quindi dico, in questo caso non è solamente un rapporto a 2, ma è un rapporto a 3, a 4, e per cui ecco la complessità di poter comunicare. Dottore Fontana, poi si acquisisce via via con l'esperienza, ovviamente. Assolutamente, io poco tempo fa ho partecipato ad un convegno dove una volta seduti e chiesto il silenzio per l'inizio dei lavori, si sono presentati 2 relatori e si sono messi di fronte a tutta la nostra sala, abbastanza gremita, eravamo in tanti, e ci hanno guardato e non hanno detto nulla. Un minuto e mezzo, un grande imbarazzo, però a quel punto eravamo tutti attenti a guardare dentro gli occhi questi 2 personaggi, perché a quel punto sono diventati personaggi per noi, no? Li guardavamo, ecco, poi c'è stata la rottura del silenzio, si sono presentati, erano 2 psicologi e hanno detto: sappiate che la comunicazione avviene anche attraverso il silenzio. Assolutamente. Perché loro attraverso il silenzio ci hanno osservato e hanno insomma visto attraverso i nostri atteggiamenti, il nostro muovere le ciglia, gli occhi, la bocca, i muscoli mimici della faccia, che noi stavamo comunicando qualcosa. Attesa, imbarazzo, nervosismo, ma quando inizi a parlare hai finito di fare questa buffonata oppure mi sta piacendo quello che stai facendo, cioè loro hanno colto tutti questi aspetti, quindi quello che dice lei è vero, anche il silenzio è una forma di comunicazione. Noi lo intendevamo rispetto una volta, no? Assolutamente. Però io posso dire che per esperienza noto la diversità, basta guardare negli occhi le persone, già gli occhi ti dicono tutto, alla mimica facciale. Ho pazienti che quando arrivano da noi e poi quando è il momento in cui si comunica che devono andare in sala e quando varcano quella soglia della sala operatoria, ci sono persone che si trasformano, perché una cosa è sapere che comunque stai male, ti stai ricoverando, diverso è sapere che comunque subirai un intervento chirurgico. C'è gente che è terrorizzata nel momento in cui si spoglia, si mette quel camice, e compito del medico non è fare l'intervento chirurgico, che deve essere fatto come Dio comanda evidentemente, ma anche il conforto, anche il passare la mano sui capelli del paziente, fargli un sorriso, fargli una carezza, scherzare, è compito del medico. Cioè creare un rapporto di feeling dove là non c'è il medico che è freddo, che probabilmente come una macchina ti opererà, è una persona, un essere umano che ti sta aiutando. Questo è il momento prima dell'intervento. Assolutamente. Ma quando il medico è in preparazione intervento, che deve insomma prepararsi, lavarsi, come diciamo in gergo, non può dedicarsi al paziente, quello è il momento peggiore, quando si sta in saletta prima della sala operatoria, poi chiaramente c'è da tutta soli, l'equipe, c'è l'anestesista, perché chiaramente il chirurgo deve fare altro in quel momento, non può, però c'è il momento in cui si saluta il paziente,
si dice che appunto si addormenta e poi ci si rivede dopo. E allora quali sono le criticità che lei avverte nella nostra metodologia comunicativa? Mi riferisco al medico nei confronti del paziente. Vedrà delle criticità, no? Ma criticità ce ne sono tantissime, evidentemente. Innanzitutto... Un suo errore, per esempio, nella comunicazione. Lei errori non ne fa? Sempre, tantissimi. Solamente chi non fa errori. Tutti sì. quelli che facciamo errori, indiscriminatamente. Allora, il problema innanzitutto è il tempo, perché il tempo è pochissimo da dedicare alla comunicazione e questo è un qualcosa appunto che nei corsi qualcuno ti spiega che bisogna avere dei tempi. Non so quando, perché visto che ormai siamo oberati di lavoro, e soprattutto i luoghi. È essenziale il luogo dove si deve comunicare. La comunicazione non può e non deve avvenire in una sala di pronto soccorso o in un corridoio, in un reparto. Deve avvenire assolutamente in una stanza dove i telefonini non squillino continuamente. Dico, se ricevo io la telefonata la stacco o stacco direttamente, tolgo la suoneria. Quando dobbiamo comunicare cose importanti al paziente deve venire in una stanza chiusa, non deve essere continuamente chiamato il medico. Purtroppo cosa che capita, se il medico è da solo, cosa che mi è capitato, mentre comunico qualcosa di negativo arriva l'infermiere, mi chiama perché ci sono altri pazienti e questo crea un problema con i familiari e col paziente. È davvero brutto questo. Porto un'esperienza. Perché in quel momento il paziente vuole sentirsi al centro della sua attenzione. Deve essere... È un protagonista. Allora, ci sono qua portato degli appunti dove si diceva proprio questo, che mentre prima la comunicazione avveniva sulla malattia, adesso la comunicazione deve avvenire sul paziente. Sì. È il paziente che ha la malattia, non il diabete, non l'appendicite, ma è il paziente che ha quella malattia. Dicevo, l'esperienza molti anni fa, un paio di anni fa, anzi veramente per la precisione, mi toccava comunicare a un paziente e alla moglie giovane che il paziente purtroppo aveva una gravissima malattia. Gravissima significa prognosi nefasta, infatti da lì a poco il paziente è deceduto purtroppo. E fuori la porta avevo dei parenti che continuamente bussavano perché il paziente doveva fare una coloscopia, aveva un po' di dolore. È evidente che quello ha creato un disservizio, un disagio, perché poi io sono dovuto andare a spiegare a questi parenti che non era il momento di parlare del dolore, che il dolore era una cosa normale, dovuto chiaramente alla preparazione per la coloscopia, ma è chiaro che era la cosa principale, che questi signori al quale dovevo comunicare erano già infastiditi per quello che stavo raccontando loro, più questo disagio che si era creato li ha infastiditi sempre di più. Quindi è importante il quando, ma anche il luogo dove comunicare. Questo è quello che ha detto. Questo è fondamentale. E allora, posso dottore... fare una domanda sì, io? prego. L'ultima comunicazione, sì. Nel senso, non quella positiva, intanto tutto bene, ok, domani va a casa, fa questa terapia, va bene, tutto perfetto. La comunicazione nefasta. La comunicazione nefasta, cioè... Quella è terribile, ma è terribile per il paziente e per il medico che la deve dare. Noi abbiamo l'immagine dei telefilm americani in cui il medico esce dalla sala operatoria, va dai familiari e dice il signor Tizio aveva questa cosa, abbiamo fatto tutto il possibile. Sì, frase tipica, no? Esatto, ma non ce l'ha fatta. Allora, io per esperienza, ripeto, non c'è un qualche cosa, chiaramente è l'esperienza quella che è poi via nel tempo, non c'è una cosa che ti può dire cosa devi dire al paziente, non c'è uno studio. Per esperienza, perché pronto soccorso. Assolutamente, ma io ho fatto pure pronto soccorso, so perfettamente, voglio dire, come ci si comporta, ma anche in sala operatoria, anche se il paziente magari comunque in quel momento è vivo, è chiaro che tu per esperienza sai perfettamente che il paziente ha una prognosi nefasta, un infarto intestinale massivo, sai, il paziente a poche ore tende a morire. Dico, è la cosa essenziale però che non bisogna, secondo me, bisogna dire comunque la verità, cioè non bisogna mai nascondersi dietro al dito, mai togliere la speranza, ma nel caso specifico se uno sta per morire o è già morto non abbiamo nessuna speranza, ma spiegare tutto il percorso che ci ha portato a quello, perché se c'è una buona comunicazione il paziente e comunque i parenti in quel momento capiscono la nostra difficoltà. Ci sono degli studi che dimostrano quanto la mala comunicazione è la prima fonte di denuncia nei confronti dei medici. Se c'è una comunicazione da quello che si aspetta il paziente o i parenti, da quello che tu puoi proporre, perché noi vendiamo salute,
in questo caso, diamo salute più che vendere salute, ma non possiamo fare miracoli, magari li potessimo fare, ma purtroppo non siamo attrezzati E ancora. allora, un attimino Sì. sul fatto della comunicazione sbagliata che porta poi come controrisposta alla denuncia Ma non da comunicazione, parte, il più delle volte, no, aspetti, dottore Fontana, perché c'è anche una legge ultimamente che stiamo applicando con grande severità un po' tutti e che non viene compresa in alcune circostanze, che poi dirò quali, che è quella della legge sulla privacy. Io vorrei capire se durante la comunicazione questa legge consente di far entrare un parente diretto del paziente per ascoltare quello che noi diciamo al paziente, perché il paziente potrebbe opporsi a far sapere le proprie cose al figlio, alla figlia o alla cognata eccetera. Allo stesso tempo anche la cognata, la figlia eccetera potrebbe dire: perché lo ha detto davanti a me, io non volevo saperlo. C'è una legge controversa, perché tu vai per far del bene e alla fine ne ricavi solo un danno per te stesso il più delle volte. Anche chiarire questo aspetto, dottore Fontana. Assolutamente, ma noi per esempio nella nostra cartella clinica c'è proprio una chiamata dove noi diciamo al paziente, quindi facciamo firmare il consenso sulla privacy, dove possiamo comunicare sia al medico curante sia a un familiare, e lui dà in genere un'indicazione sul familiare alla quale, voglio dire, si può comunicare. Mi è capitato per esperienza al contrario di un paziente che non voleva che si comunicasse, e qui in quel caso non bisogna comunicare, perché come dici tu, la privacy, i dati personali di un paziente non vanno comunicati a chi passa, voglio dire, ma solamente a chi decide il paziente. Su questo non ci sono ombra di dubbio. Quindi allora, su questo non c'è in questi dubbio. foglietti diceva che ci sono delle cose che voleva un po' così farci sapere riguardo alla comunicazione? No, ho preso degli appunti, ma ripeto, il discorso era quello, la comunicazione, ripeto. Pensavo che ci fossero, perché guardi, dottore Fontana, noi abbiamo avuto una risposta per lo screening di primo livello nei confronti della prevenzione del carcinoma del colon retto attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, un po' disarmante, perché lì non c'è la strategia forse della comunicazione ancora attiva e ben fatta, e gli americani se la studiano, la metodologia verbale con la quale fare la telefonata per indurre chi ascolta ad andare a fare insomma l'esame di cui abbiamo parlato. Qui non funziona qualcosa, perché la gente non vengo, non posso, chiudere, non ho tempo da perdere, prende scuse. Cos'è che non filtra bene? Allora, in quel caso non è tanto la comunicazione, quella di cui stiamo parlando adesso, medico-paziente, là è una comunicazione di massa, è un discorso, come dici tu, dei vaccini. Là occorrerebbe fare comprendere alla popolazione che come si fa le revisioni della macchina, che tutti ormai siamo abituati a fare, bisognerebbe fare anche la revisione del proprio corpo. Perché io quando sento dire da persone adulte: no, ancora io non ho fatto la visita ginecologica, quindi la fanno solamente quando si partorisce, oppure non si fa da parte degli uomini, perché anche gli uomini chiaramente dopo i 40 anni non ho fatto la visita prostatica perché insomma, io non lo faccio. E allora per la prostata mi capita alle volte, faccio la battuta quando sono al lavoro, mi prendono in giro un po' i miei colleghi, perché io faccio sempre l'esplorazione rettale. È una visita che faccio praticamente quasi a tutti, ovviamente a chi serve evidentemente. Sicuramente dopo ma è una quello visita che guardi, può dottore salvare Fontana, la vita. Esatto, dopo quello che ha detto sicuramente staranno attenti quando arriveranno in chirurgia, se Ma c'è loro lei lo di sanno, turno. voglio dire. Però che ben vengano queste cose. Assolutamente. Comunque la comunicazione di massa rientra sempre in quel metodo, a volte fallimentare, A proposito medico-paziente. di questo esame, che chiaramente è un esame invasivo, magari fastidioso, Quale? l'esplorazione rettale, Ah, sì. e la comunicazione per quanto riguarda le persone con cultura diversa. Sì. Per esempio, se arriva una donna, ci sono alcune donne che hanno delle difficoltà chiaramente a svestirsi, a spogliarsi, e quindi il medico deve spiegare il perché vuole fare questo esame, che cosa si aspetta o che cosa non si aspetta da questo esame, perché se uno dice Ma alla di quale paziente... esame parliamo per la donna? La coloscopia per In esempio? questo caso, Perché parliamo di una di visita, prostata. parliamo solamente di una visita, Sì, ma ripeto, sì. anche un'esplorazione rettale mi è capitato, può salvare una vita Sì, però umana. dottore, lo capisco infatti, perché molto spesso ci sono tante confusioni anche nelle donne per un problema emorroidario, per un problema a volte le ragadi, insomma ci sono delle sintomatologie diverse, però magari ecco una rettoscopia
coloscopia o una visita potrebbe insomma scongiurare l'eventualità di un cancro a livello della porzione terminale del retto. È capitato pure quello. È capitato, dico sempre che la sintomatologia comunque, voglio dire, nei casi di cancro è abbastanza evidente, no? Non può uno avere delle emorroidi sanguinanti da anni ed essere ancora in vita, cioè magari ci sta il sangue nelle emorroidi, non dobbiamo sempre pensare che ci possa essere qualcosa di male. È capitato di arrivare una paziente occlusa, giovane, che in realtà aveva un tumore stenosante del colon retto. Lo so, però dico anche, per carità, dobbiamo noi fare una buona comunicazione e non anche, diciamo, ci sono pure le cose banali che hanno spesso gli stessi sintomi, non è che per forza dobbiamo sempre pensare, però la prevenzione, dice lei, è importante. E comunque quando una donna viene nelle vostre salette per effettuare la coloscopia, sappiate, a chi ci sta ascoltando, che la donna si sveste senza che insomma ci siano occhi attenti a questo momento, poi viene adagiata sul lettino e coperta con i teloni verdi e lasciata solo la parte interessata per la colonna, per cui non si vede neanche una fetta di gamba o di coscia. Per essere precisi, adesso io non faccio l'endoscopista, ma da quello che ho visto, anzi, sono, voglio dire, molto attenti a questa cosa. La prova ci sono i pantaloncini e le cose, quindi la paziente viene assolutamente, però se occorre fare la visita occorre farla, ma la visita non c'è una pletora di persone, c'è il medico, l'infermiere o l'infermiera, ci mancherebbe. Però ripeto, anche appunto dicevo, la comunicazione e in questo caso la vita con culture diverse, il medico deve sapere anche bene approcciarsi alle culture diverse, deve essere a conoscenza anche di questo, non può pretendere che una donna che ha altro tipo di religione possa essere come quella che frequentiamo noi normalmente, ecco, questo discorso è. Dottore Fontana, a lei è capitato di, così concludiamo questo argomentone, perché è un argomentone, di comunicare con un paziente la patologia dello stesso e dopo averla spiegata per bene, o perlomeno lei è convinto di aver dato il massimo della empatia, del sentire, il paziente dirle non ho capito? Assolutamente, capita e bisogna ricominciare da capo o anche in altre forme. È una parte della comunicazione è proprio quella di ricevere informazioni, dare informazioni e sapere se il paziente ha percepito, anche perché quando noi facciamo firmare il consenso, atto chirurgico, dobbiamo essere quasi certi che il paziente abbia capito di cosa stiamo parlando, quali possono essere le complicanze, per esempio dell'intervento chirurgico, vanno spiegate, brutte per quanto siano, vanno spiegate, va spiegato come si procederà all'intervento chirurgico, se è laparoscopia o laparotomia, cioè col taglio tradizionale, se bisogna mettere per esempio probabilmente un sacchetto, una stomia, spiegare dove si mette, fare il disegno. Sono tante tutte le cose eventualità anche date da complicanze in sala operatoria. Ma il consenso informato fa un po' paura, perché diciamo che è il triplo di un bugiardino, cioè se tu devi prendere un antinfiammatorio e ti leggi il bugiardino, ovviamente ci rinunci a prenderlo. La stessa cosa un consenso informato, cioè leggerlo prima di un intervento significa avere tanta paura dell'intervento, dottore Fontana. Ovviamente è un qualcosa che spiega, e infatti il medico non deve solamente darlo per leggerlo, ma lo deve spiegare. Ecco. Io dico sempre ai pazienti, leggetelo, guardatelo, spiego quello che c'è, se avete dei dubbi sono qua per spiegare. Bene, insomma, questo grazie dottore Fontana, ecco, impariamo sempre qualcosa, anche i medici studiano e non sono soltanto loro a piangere, come dice, anche ricchi piangono, anche i medici spesso piangono, perché non sempre siamo così tanto bravi a comunicare, magari ci mettiamo tutto lo sforzo possibile, però come diceva lei, a volte è un'arte innata saper comunicare, in un certo modo anche le cose brutte o le cose gravi. Magari c'è chi sdrammatizza troppo e dà un colpo che magari al paziente non sta bene, cioè tu me l'hai detto in maniera brutale, magari voleva essere simpatico, voleva essere diciamo meno pesante possibile. Diciamo che tutto va studiato, anche una battuta in un copione, improvvisarla significa creare danno, dirla per come l'hai scritta forse bisogna saper studiare. C'è una tecnica per ogni cosa, è vero, grazie dottore. E va adattata a chi hai di fronte, perché non tutti sono uguali. Esatto, e anche questo è vero, non tutti sono uguali, per cui si dice che il medico comunicatore, e tutte le categorie di medici dovrebbero essere comunicatori, deve saper parlare ed essere compreso sia dal dotto che dall'ignorante, cioè perché questa è la capacità comunicativa, cioè tu devi essere esplicativo e chiaro sia per chi ha una certa cultura e chi non ce l'ha. A volte è più difficile avere a che fare con chi ha cultura rispetto a chi magari ne ha di meno, però
affrontano meglio certe situazioni, è un paradosso, le persone che sono più umili che le persone che sono più... Evidente. È vero, c'è sempre... Ma anche il medico deve avere l'umiltà di spiegare. Alcune volte noi lo parliamo so. il medichese E non si poi dice, ma capisce. che Però- cosa significa? Dico sì, vero, aspetti un attimo, gliela spiego in maniera diversa. È vero, però dottore Fontana, attraverso questi momenti di trasmissione io ho imparato, ovviamente grazie alla testimonianza dei professionisti del settore, che per esempio nel campo della donazione degli organi sono più resti i colti e i benestanti, invece sono molto più generosi i poveri e quelli che hanno meno cultura. Dicono che insomma l'ignoranza a volte dà delle restrizioni ad andare avanti, soprattutto nel campo della scienza medica, però c'è una propensione differente rispetto a chi magari crede di essere non alla pari nella conoscenza delle cose mediche, ma di saperne tanto quanto. Ecco, diciamo che forse un po' la presunzione alle volte annebbia e fa fare degli errori. C'è più reticenza, ecco, da quella capacità parte. di sapere È un dato donare, di fatto. poi, in realtà. Non lo sto dicendo io, è un dato di fatto a quanto pare. Boh. Allora, dottore Verruso, lei ha a che fare con tante tipologie di persone, no? Dalle persone colte alle persone ignoranti. Quello che ho detto può essere vero, può essere falso, hanno detto qualcosa che non sta nel cielo all'interno, è vero che c'è più umiltà da parte dei ceti, dalla gente che proviene dai ceti meno abbienti rispetto... Probabilmente è vero, diciamo però anche che il tipo di rapporto che abbiamo noi in pronto soccorso è molto più veloce, è molto più breve il contatto con il paziente, gioco forza, quindi magari certe sfumature non è possibile coglierle fino in fondo. Stiamo parlando proprio nei casi di emergenza, Dei casi no? sì, sì. Perché allora lei ha detto una parola che è la chiave della conversazione che voglio affrontare con lei, siamo veloci. Allora questa velocità spesso è malintesa da parte dell'utenza, ecco, non viene capita la velocità con la quale si cerca di dare spazio a situazioni più gravi rispetto a quelle meno gravi. E questo è un dato di fatto che sappiamo noi, ma che, come diceva il dottore Fontana, rientra nel fatto: in questo momento tu sei di fronte a me, io sono l'ipotetico paziente, tu devi dare conto a me e quindi devi parlare con me e non mi devi tagliare, perché io sono qua perché voglio essere ascoltato, ho un problema. E allora, come si gestisce in un'area di emergenza la fretta dell'aver capito che non c'è un'emergenza vera? Ecco. Con molta calma, che quello che bisogna cercare di trasmettere è appunto la calma, perché se il medico, l'operatore sanitario, trasmette ansia al paziente non fa altro che complicare la situazione. Bisogna cercare, ovviamente dopo aver capito, e non è facile capirlo velocemente, un minimo di attenzione, un minimo di visita, un minimo di misurazione di quei parametri che possono essere misurati subito al letto del paziente senza avere a disposizione in quel momento nessun tipo di indagine diagnostica, ma soltanto la capacità di visitare e di osservare il paziente e di comunicare, cioè di parlargli e di fargli tirar fuori quale sia stato il sintomo che l'ha portato in ospedale. Nel momento in cui tutte queste voci si sono fuse in un'unica comunicazione, cioè quella che non c'è in quel momento un'emergenza, allora si può con tranquillità dire al paziente che la situazione è sotto controllo, spiegargli che cosa si andrà a fare per confermare questa ipotesi, questa diagnosi diciamo iniziale che viene fatta e poi avviarlo a fare le cose che sarà necessario fare. Diciamo che questo rappresenta comunque l'ideale. L'ideale, Questo certo, rappresenta noi l'ideale. cerchiamo di idealizzare anche quello che non è ideale, però allora, dottore Verruso, noi la nostra ASP ce la difendiamo, perché noi siamo dentro la nostra ASP e siamo lì per dare il meglio, malgrado le condizioni non siano quelle adeguate ed ideali, ma non della nostra ASP, di tutta la sanità italiana, perché qua è un problema, cioè quando si parla male del pronto soccorso di Agrigento, ma sono stati in altri pronto soccorso. Il problema è che io in questi giorni, dottore Russo, ecco, io vorrei parlare proprio con lei di questo perché mi rappresenta il punto iniziale, cioè dell'emergenza, no? Lei è praticamente il filtro che decide dove deve andare un paziente quando arriva in una situazione più o meno grave o gravissima. E allora tante polemiche sui social, su Facebook in quest'ultimo mese, mio padre è lasciato lì 3 ore, dopo 4 ore è venuto qualcuno e nessuno si interessava, al freddo, in un angolo. Allora, dottore Verruso, vogliamo capire noi e fare capire a chi ci ascolta
come è inquadrata il lavoro del pronto soccorso, cioè perché si stanno lamentando di questa situazione che peraltro è uguale in tutti i nosocomi d'Italia, non è Milano che è migliore di Agrigento, Sono parzialmente d'accordo, nel senso che in tanti altri posti è peggio. Esatto. Non è consolante, Esatto. non è una consolazione. Però è una realtà. Ma io ho parlato con un medico di Catania, del pronto soccorso di Catania, hanno una situazione che è veramente allucinante, cioè, però siccome noi ci lavoriamo in questa nostra ASPA e cerchiamo di tutelarla e tutelarci, io voglio capire perché, o perlomeno ci faccia capire qual è l'iter di un paziente che viene perché ha accusato per esempio un dolore retrosternale, ecco, cioè, e magari dopo, qual è l'iter? Ecco, capiamo un po'. Partiamo da una premessa, perché poi altrimenti andando avanti nella discussione il paziente che viene in pronto soccorso lamentando un sintomo, qualunque esso sia, ha comunque ragione, perché sta male, manifesta un'esigenza, deve essere assistito, deve essere curato, da quello grave a quello meno grave. Ovviamente con una tempistica diversa per quello grave e per quello meno grave. Il paziente che si presenta con dolore retrosternale verosimilmente potrebbe avere una patologia più grave di un paziente che viene per una distorsione al piede. Giusto. Perfetto. L'ideale sarebbe poterli visitare nel più breve tempo possibile tutti e due, decidere quello che devono fare e alla fine di un percorso diagnostico mandarli a casa il più velocemente possibile, se possono andare a casa, o ricoverarli se devono essere ricoverati. Ma è chiaro che nella gestione di questi due pazienti, che rappresentano un po' due opposti, il medico deve necessariamente privilegiare il paziente che potenzialmente può aggravarsi, può presentare una patologia grave. Per cui quello necessariamente verrà visto prima, verrà rivalutato prima, costringendo l'altro ad attendere. In un pronto soccorso ci sono ormai tutti i tipi di patologie, perché come si legge nelle chat, nei siti internet che parlano di pronto soccorso, il pronto soccorso è diventato il faro nella notte, cioè è il posto verso cui tutti si dirigono per ottenere e per soddisfare il proprio bisogno di salute. Non possiamo nascondere che il territorio funziona male, che fuori dall'ospedale ci sono tempi di attesa ancora più lunghi e quindi l'ospedale per andare in ospedale bisogna per forza passare dal pronto soccorso, diventa l'unica soluzione per abbreviare una visita, per abbreviare un percorso diagnostico, per ottenere delle risposte che fuori dall'ospedale non si otterrebbero con la stessa velocità. Dottore Veruso, lei parla di territorio, cioè nel senso stiamo parlando delle guardie mediche che dovrebbero essere il momento, no? O no? No, non parlo di guardia medica perché la guardia medica è sostanzialmente un avamposto con dei soldati senza munizioni e senza armi, per cui possono solo fare una valutazione di primo livello e poi nel 90-95% dei casi dire al paziente di recarsi al pronto soccorso per completare l'iter diagnostico. Quando parlo di territorio io mi riferisco a tutto quello che è la specialistica ambulatoriale, gli ambulatori, la possibilità di fare una diagnostica di tipo radiologico, cioè questo territorio. Se io devo fare un'ecografia dell'addome per un problema X da valutare, devo attendere 5 mesi e me la prenotano 5 mesi, allora vado all'ospedale o mi fa male la pancia, mi visitano. Perché comunque sta male il paziente. Quindi, però dico, esatto. allora le attese nei poliambulatori, diciamolo, sono uguali da noi come in tutte le altre parti d'Italia. No. Attenzione, perché no? Ad Agrigento sono più brevi. Ah, meglio, diciamolo, mi piace questo no, è il secondo no che mi piace. Tra l'altro io la penso ad così. Agrigento le attese sono più brevi. Sono così, cioè, basta andare sui siti internet e leggere i giornali. Ci sono ospedali dove si sta un codice giallo, non un codice verde o un codice bianco. Un codice giallo attende ore prima di essere visitato. Il codice giallo, penso che ormai siano delle cose abbastanza risapute, ma lo ripetiamo per maggiore chiarezza, il codice giallo è una patologia a rischio di evoluzione rapida e quindi deve essere visto secondo criteri internazionali entro 15 minuti dall'accesso in ma ospedale. questo avviene, dottore Verruso, nella nostra area di emergenza? Nella nostra area di emergenza questo avviene. Quindi lo possiamo dire a pieni polmoni? Perché abbiamo letto tante brutture in questi giorni, proprio Purtroppo tante. le esperienze individuali, cattive, che ci sono e che non possiamo assolutamente negare,
sono quelle che spesso fanno premio sulle esperienze positive, che invece non vengono rese note. Non mai vengono mai premiate, premiate. mai citate, mai annoverate. È molto facile fare dei paginoni contro il pronto soccorso, scrivendo questo e scrivendo quell'altro, senza mai dare voce agli operatori del pronto soccorso, senza mai chiedere, noi stiamo parlando tranquillamente di come avvengono determinate cose. Ma questo tipo di discussione non viene mai affrontata con gli organi. Ultimamente lamentavano anche il fatto che si stesse per terra, non c'erano posti dove sostare al pronto soccorso. Vabbè, questo, ma noi della nostra Italia, a cominciare dalla scarpa dello stivale, ne abbiamo sentiti di casi. Se parliamo di Agrigento, questa è una cosa che posso escludere assolutamente. Quindi non è vero questo. Perché il nostro impegno assoluto è quello di fornire, chiaramente nel tempo possibile, un letto o una barella a chi ne ha bisogno o una sedia a chi ne ha bisogno. È chiaro che ci scontriamo con una dotazione di mezzi ridotta e quindi questo ci costringe a fare anche come abbiamo deciso noi. Perfetto. E quindi questo ci costringe a fare dei salti mortali, perché il vero problema del pronto soccorso, dei pronto soccorso, sì, carenza di personale assolutamente, numero di accessi elevato assolutamente, ma il problema principale è l'imbuto, cioè i pazienti che arrivano e che debbono essere ricoverati e che non possono essere ricoverati perché il dottore Fontana in chirurgia ha il reparto pieno perché ha operato tanta gente che sta meglio ma che necessariamente deve sostare in ospedale per un numero di giorni utile a poter essere mandato a casa con tranquillità. Se nel giro degli ultimi 10-12 anni in Italia abbiamo ridotto di 70.000 il numero dei posti letto per acuti e se in tutti questi anni i medici hanno lanciato l'allarme, guardate che andiamo a sbattere, ecco, siamo andati a sbattere. Perché il paziente che arriva in pronto soccorso e ha bisogno di essere ricoverato e non c'è il posto, rimane a carico del pronto soccorso. Per cui il medico del pronto soccorso non solo deve gestire tutti quelli che arrivano e deve farlo, ma deve gestire anche quelli che restano. E significa impostare terapie, metterli a letto, fornire assistenza infermieristica, fornire tutto. E devo dire che all'ospedale di Agrigento non si rimane mai una settimana in pronto soccorso. Assolutamente, come dicono i dati. Quindi rimangono in stanteria, diciamo, per 24-48 ore si è ricoverati. Sì, la stanteria, intanto la stanteria del pronto soccorso di Agrigento con i suoi 12 posti letto estensibili, li chiamo io, perché sono mai 12. Noi veniamo fuori da 2 mesi terribili in cui tra insufficienze respiratorie, insufficienze renali e altro tipo di patologie abbiamo avuto non 12 pazienti ricoverati in medicina d'urgenza e 8 osservati, abbiamo avuto 20 ricoverati, abbiamo avuto 22, 24 ricoverati. Sì. Ma dottore Verruso, che cosa è successo negli ultimi anni? Da 20 anni, 30 anni in qua, cioè la gente sta più male di quanto non stesse prima ai tempi dei nostri genitori, dei nostri nonni. L'età media è cresciuta. L'età media è cresciuta. Quindi dipende dalla, quindi ci sono le patologie... media, spieghiamolo, dalla vita biologica media che si è allungata di... Ormai è chiaro, chi ha 74 ne ha 64, ormai le neuroscienze parlano chiaramente a riguardo, è così. Ci sono delle... A parte poi il fatto, oltre al fatto che è cresciuta l'età media e quindi è aumentato il numero di patologie di ammalati cronici, sono aumentate anche altri tipi di patologie perché evidentemente vivendo di più si è più esposti. Fermo, dottore Verruso, ma io penso che sia anche un danno culturale questo, perché adesso troppe persone conoscono ciò che abbiamo studiato o perlomeno credono come sintomatologia e quindi alla qualsiasi fesseria si proiettano al pronto soccorso, cioè questo è un allarmismo sulla salute che non riusciamo più a contenere, a ridimensionare. Questo è profondamente vero, questo è assolutamente vero. Il fatto culturale è andato contro, fatto culturale è andato contro la qualità della prestazione medica in generale, è così. È assolutamente vero, noi abbiamo corse in ospedale di persone che la mattina hanno misurato la temperatura, avevano 38,5, il pomeriggio alle 3 sono in ospedale. Cioè è veramente assurdo. Chi ha avuto 2 scariche di diarrea e arriva in ospedale. Ma questo perché, dottore Verruso? Abbiamo visto abrasioni. Allora, ma questo perché, dottore Verruso? Perché, come dicevate prima, fanno gola le notizie della malasanità e di tutte le notizie contro i medici e non fanno gola le notizie di buon operato dei medici. Quindi leggendo tutti i disastri che possono succedere perché c'avevi il foruncolo sul
Olecrano, ecco, sapete cos'è l'olecrano? È l'osso del gomito. Ecco, allora si va al pronto soccorso. Cioè, ecco, questo è Una frase l'intasamento che tipica non è: riusciamo a contenere. con tutto chi gioca si sente. Esatto, tutto che gioca si senti. Invece se si parlasse bene dell'operato, della sanità, non ci sarebbe tutta questa paura, perché poi è un paradosso. Critichi perché tu dici che non sanno curare bene, però al minimo sintomo stupido tu vai da chi dici che non ti sa curare bene. Io farei una domanda a chi, in questo caso a chi ci ascolta: ma quanta gente salvano ogni giorno da morte Ma certa veramente? i colleghi del pronto soccorso? Diciamolo, Quindi, io quanta gente, perché in quel periodo temporale in cui purtroppo quella persona è rimasta là, quanta gente da morte certa hanno salvato? Esatto, il problema Capisco che è il nostro dovere, il nostro compito. No, lo so, io lo però so. voglio dire, ci È onoriamo vero, del diciamolo. fatto di passare il nostro tempo, il nostro lavoro a fare vivere delle persone. Lo so, dottore che Verruso, sarebbero già morte. è vero, io sono assolutamente convinta e d'accordo in tutto questo. Allora, andiamo invece al paziente col dolore retrosternale che affronta la prima visita. Sì. Quindi, allora, l'iter qual è? Penso un tracciato elettrocardiografico per vedere se ci sono alterazioni funzionali, Chiaramente dopo morfologiche. aver parlato col paziente per farci raccontare questo dolore in maniera più chiara. No, ma io la mia domanda è un'altra. Nel momento in cui fa il tracciato non Sì. c'è niente a livello funzionale, a livello morfologico. Gli enzimi cardiaci attraverso il prelievo del sangue sono negativi, lì scatta la lamentela perché il paziente viene adagiato da una parte in attesa del suo protocollo di controllo, no? Sì. Ecco, facciamo capire cos'è questo protocollo e perché devono stare buoni ad aspettare tante ore senza lamentarsi. Perché il dolore retrosternale, secondo protocollo internazionale, va appunto studiato in questa maniera, con 3 prelievi per enzimi cardiaci. Il primo prelievo tempo zero, cioè nel momento in cui il paziente accede alla saletta di visita, secondo prelievo alle 4 ore, terzo prelievo dopo ulteriori 4 ore. Se tutti e 3 gli esami sono negativi, in presenza ovviamente di un elettrocardiogramma negativo all'inizio e non modificato alla fine del percorso, il paziente può essere dimesso con relativa tranquillità. Se è un paziente privo di fattori di rischio, un paziente tranquillo, ma se invece è un paziente con dei fattori di rischio, con familiarità per malattie cardiovascolari, un paziente fumatore, un paziente con altre patologie come il diabete o come le dislipidemie, un iperteso, è un paziente che va incontro molto spesso ad una valutazione cardiologica, cioè va a fare un ecocardio, l'ecografia del cuore. Questo naturalmente può allungare ulteriormente i tempi della degenza, ma è un tempo necessario per capire ed eventualmente per salvare la vita di quel paziente, perché se quel paziente sviluppa nel corso se il dolore retrosternale è il primo allarme di un infarto che si manifesterà pienamente dopo 4-5 ore, è bene che quel paziente sia in ospedale. Certo, perché in quel momento protocolli internazionali, protocolli non internazionali. protocolli dell'ASP, protocolli internazionali. Esatto, Quello quindi che diciamolo qualcuno che dovrebbe se stanno capire. lì ad aspettare non è perché noi lavoriamo male Ma ci o perché mancherebbe altro. non ci importa niente al paziente. Se tu sei venuto in ospedale perché hai un sintomo che vuoi riferire, hai paura perché stai male, ecco, questi sono i protocolli che vanno seguiti. Sì. Dov'è l'inghippo in questo caso? In chi viene in realtà per un sintomo banalissimo che ti racconta come dolore toracico, come dolore retrosternale, per cui tu medico sei costretto ad impostare il protocollo. Ovvio. E lo cali su una persona che, siccome sta bene fondamentalmente, e lui lo sa, io non lo so, ma lui sì, dopo un'ora è già insofferente, vuole andare via, Ecco, chiede di rientrare e io magari ho un'urgenza che sto trattando, devo dedicarmi assolutamente a quella e non lo posso fare rientrare. Siamo sempre lì, dottore Verruso, nell'80% dei casi questo 80% non ha un granché e toglie il posto reale a quel 20%. Noi dovremmo occuparci solo delle urgenze. Questo dovrebbe Questo è il lavoro essere, del pronto soccorso. questo dovrebbe essere questo coadiuvato dalle guardie mediche, magari la gente va, meno gente alla guardia medica e viene direttamente al pronto Però soccorso. attenzione, dico, questo pregiudica la qualità del lavoro e la soddisfazione dei pazienti, perché le attese ovviamente non fanno piacere a nessuno. Però in ogni caso alla fine il pronto soccorso, bene o male, di riffa o di raffa, dà una risposta a tutti. Giusto, e un'altra cosa, poco fa lei parlava di distorsione, vorrei un attimo ricordare che qualcuno si lamenta quando, allora, la rottura del femore nel grande anziano, il legislatore ha detto che una frattura di osso o di ossa
non comporta in un momento in cui c'è un'emergenza un'urgenza reale, possono aspettare malgrado il dolore. Ma lo vogliamo dire che non fanno altro che scrivere mia madre è stata 12 ore? È vero, è bruttissimo questo, uno non lo augura a nessuno, neanche a se stesso, però purtroppo quando un'area d'emergenza è intasata noi sappiamo che possiamo agire così, nel senso che in una barella, adeguatamente, insomma, ecco, in attenzione, no? Da parte, non lo so, del familiare, può anche aspettare tanto tempo. È vero questo, dottore Verrucci? Questo è vero e questo sicuramente è uno dei punti di maggiore criticità, perché chi si rompe il femore se lo rompe l'anziano chiaramente, Sì. e l'anziano è pluripatologico, quindi porta un vissuto, porta una condizione di disagio a prescindere, acuita dalla frattura, dove ci può essere dolore, acuita dalla permanenza su una barella scomoda, spesso e per lunghe ore prima di completare la diagnostica su una barella spinale, perché per poter essere mobilizzato per fare la radiografia Certo. e non spostare i monconi della frattura, chiaramente deve stare su una barella spinale. E quella cioè, non è bello per nessuno stare su una barella spinale dura, però ma è necessario. Però dico, l'iter non è che debba aspettare il grande anziano tanto tempo per essere, insomma, il problema è che magari può capitare in un momento di confusione in area d'emergenza e a quel punto purtroppo può capitare che debba aspettare nella sofferenza, perché come ha detto giustamente un anziano soffre di tante cose, non solo della frattura, che poi si fratturano tutti il femore, infatti ai figli dei genitori anziani. Aiutiamoli con una lucetta vicino al comodino, con come si chiamano, un carrello che possa aiutarli, esatto, a deambulare, perché si fratturano il femore il più delle volte la notte per andare a fare la pipì. Ecco, questo è un momento. E perché non accendono la luce? E perché non accendono la luce, quindi con una lucetta, magari mettere lì un secchiello dove loro possono insomma fare la pipì e poi l'indomani si lava, si disinfetta, però evitare questo percorso che purtroppo non tutti gli anziani riescono a ritornare a casa dopo la frattura del femore. O a rimettersi in piedi. O a rimettersi in piedi. Purtroppo a volte la degenza può essere anche un fatto mortale per stasi, per allentamento. La degenza per un anziano è comunque un fatto traumatico, gravissimo, che comunque comporta delle conseguenze a prescindere. Sì. Il delirium, per esempio, è una delle patologie a cui va incontro un anziano ricoverato in ospedale. Sì, quasi sempre, ecco. E quindi dobbiamo dare dei consigli che possano insomma aiutare, agevolare questi poveri genitori, no? Che hanno bisogno di noi, come abbiamo avuto bisogno di loro quando eravamo piccoli, poi loro hanno Dobbiamo bisogno di noi. anche dire che se ci sono delle lamentele per quanto riguarda l'igiene del paziente che sta aspettando la diagnostica, è ovvio che hanno ragione in quel caso di lamentarsi, ma se il pronto soccorso in quel momento, quindi diciamo i medici, gli infermieri, gli ausiliari, si stanno occupando di pazienti urgenti o stanno spostando da un reparto all'altro dei pazienti urgenti, ad esempio se devo mandare al dottore Fontana un paziente con una pancia molto brutta e ho bisogno che lui mi dica qual è la sua opinione, se deve andare in sala operatoria, dico, sono purtroppo, e dico purtroppo, delle cose che hanno la precedenza. E devo dire che gli infermieri del pronto soccorso, in questo momento c'è in atto in Italia una forte polemica da parte degli infermieri che si lamentano del cosiddetto demansionamento. Sì. Perché si ritrovano a fare delle cose che non rientrano nelle loro mansioni, come per esempio pulire il paziente. Sì. Perché adesso ci sono gli OSO, perché ci sono altre Ci figure. sono, è una parola grossa. Lo so. Dovrebbero essere. Noi al pronto soccorso per esempio non li Perché abbiamo. prima queste cose le faceva l'infermiere, dottore Verrucè, che adesso ci sono altre figure e mi pare giusto che sia così. I nostri infermieri, pur ma lo fanno. Sì, lo so che lo fanno. Gli infermieri sono veramente il nostro appoggio, il nostro aiuto, cioè si collabora insieme. Assolutamente. Una figura professionale. È chiaro molto che capita di dover dire al paziente in questo momento purtroppo non posso. Il problema è che la quantità di accessi che c'erano 30 anni fa, 40 anni fa non è la stessa cosa. Lo so. Quest'anno penso di avere che abbiamo superato ogni limite, voglio dire, come numero di accessi nell'anno 2018. Ormai si viene in pronto soccorso. E ci sono tantissimi, non solo, ma ma da più di un anno il pronto soccorso di Agrigento e l'ospedale di Agrigento, che è tarato e dimensionato su una certa utenza,
invece si fa carico dell'utenza della provincia di Palermo, perché Vicari, cioè, per via del problema dei semafori preferiscono sia i pazienti autonomamente, ma è così. sia purtroppo anche il 118 li porta da noi. Assolutamente. Palma di Montechiaro, questi paesi che dovrebbero afferire per bacino Licata, d'utenza, con tutto che c'è l'ospedale a Licata, vengono. E tutto questo naturalmente comporta una difficoltà di gestione, i posti quelli sono. Allora, dottore Verruso, sarebbe bello parlare tanto, ne abbiamo da dire, però è giusto, abbiamo le nostre colpe, abbiamo i nostri difetti, ci sono le criticità oggettive oltre che quelle soggettive. Nessuno le può negare. Però è giusto che ci sia anche un po' più di comprensione da parte dell'utenza. Io nella mia vita, nella mia carriera ospedaliera, ho preso solo uno sputo al pronto soccorso da un paziente, lei ha preso un pugno e insomma voglio dire, in qualche modo ci siamo dati verso in base al sesso, no? Io ho preferito lo sputo anziché il pugno, voglio dire, insomma diciamo che vicendevolmente dovremmo arrivare a una comunicazione che porti a un risultato che stia bene a me tanto quanto al paziente. Il concetto è però che i parenti, perché poi i pazienti in realtà questo sono i parenti, il paziente non fa di questo, non dovrebbero venire in maniera prevenuta. Vabbè, non dovrebbero venire, però dottore, una criticità la posso dire, e io amo la mia città, amo la mia ASP, amo il mio mestiere. Noi abbiamo troppe entrate, troppe facilonerie per accedere. Assolutamente. Questo è anche un mancato controllo dato sempre da carenza di personale, eccetera, che non rispecchia Agrigento, rispecchia la sanità italiana. E dire che in Italia c'è la sanità migliore. Se voi pensate che il bene salute, come lo considera l'Italia, che dà prestazioni gratuite e dà aiuto, nelle altre parti del mondo questo non avviene. Eppure questa sanità non lo diciamo, la critichiamo. Questo non lo diciamo, noi non diciamo, lo sappiamo, non lo sanno. Le persone sanno soltanto quando capita il caso di presunta malasanità, perché poi bisogna andare alla fine del percorso e vedere se quel caso di malasanità alla fine si è concluso con una condanna di bassissima percentuale di casi o con un'assoluzione del medico. Ripetiamolo, ricordiamolo a chi ci ascolta, ormai per l'opinione comune morire a 90 anni, a 95 anni in ospedale non si può, quindi se non si può devi denunciare, mi sembra anche normale, fisiologico, no? Poi recentemente una paziente di 95 anni ma stava bene, no? 95 anni. Lo so che sta bene, ma purtroppo a 95 anni qualsiasi momento può essere quello buono per morire, potrebbe, speriamo di no, ovviamente, o qualunque cosa che a 60 anni non avrebbe comportato conseguenze. 95 anni. E allora, dottore Verruso, siamo in conclusione, un piccolo messaggio a chi ci ascolta per questo nostro amato e sofferto pronto soccorso. Venite in pronto soccorso perché chiaramente siamo lì a disposizione per soddisfare il vostro bisogno di salute. Non venite prevenuti, venite se veramente avete bisogno, e se venite avendo un bisogno relativo abbiate la pazienza di attendere che gli operatori del pronto soccorso diano prima udienza a chi sta male molto più di voi e quindi deve essere assistito con maggiore intensità e con maggiore velocità. Grazie dottore Verruso. Dottore Fontana, un messaggio a chi ci ascolta? Un messaggio, voglio dire, come dice il dottore Verruso, venite in ospedale quando è strettamente necessario. Io porto l'esperienza quando facevo pronto soccorso in Piemonte, quando un signore venne da me, mi tenne tutta la notte per fare gli enzimi, dopodiché mi disse da siciliano a siciliano. Io le devo dire che non avevo assolutamente niente. Siccome mi avevano detto che per fare la visita cardiologica ci volevano 2 mesi, mi hanno detto vai in pronto soccorso, gli dici che è dolore toracico, non ti preoccupare, faranno tutto. Quindi siccome esistono anche questi casi, ripeto, in ospedale si va veramente quando si sta male, noi siamo là per voi, però dovete permetterci di lavorare perché non c'è un solo... a voi per tutti, giusto. Perché io non posso considerare che l'unghio incarnito mio è molto più importante dell'infarto di quello che mi sta vicino. È evidente che questo è un problema culturale, quindi bisogna capire che i medici che hanno studiato devono poter discernere il paziente A al paziente B, dipende dalla patologia. E allora, dottore Fontana, diciamolo in trasmissione, lei è stato anche chiamato alle 4 di mattina per una ragazza di 22 anni, non lo scordo più, che è andata in pronto soccorso disperata perché che aveva, se lo ricorda? Aveva un prurito anale. Cioè, è assurdo andare al pronto soccorso
chiedere poi la consulenza perché non si lo poteva, potrò dimenticare. non si poteva tenere da nessuna, c'ero pure io di turno quella notte, quindi chi se le scorda queste cose? Ecco, questo è un numero in più che toglie dedizione da parte nostra a chi sta veramente male. Capisco che essere altruisti alle volte sia difficile, però se poi non ti vuoi stancare ad aspettare, facciamo le cose col giusto criterio. La salute è un bene prezioso, ma è un bene che va dosato, valutato e pesato nel modo giusto. Grazie per essere stati qui con me. Allora io vi saluto, alla prossima puntata, prevenzione, guardate il video, impariamo a conoscere noi stessi e soprattutto questo male che è veramente terribile. Allora preveniamo. Alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up